Mercoledì 14 dicembre, nella conferenza stampa tenuta a Padova dal presidente del Comitato Provinciale del CONI, professor Dino Ponchio, e dall'assessore allo sport del Comune di Padova, dottor Umberto Zampieri, sono stati anticipati i dettagli tecnico-organizzativi della manifestazione sportiva Corri con Babbo Natale. Il piccolo timore iniziale sulle previsioni meteo non ha spaventato i 1000 Babbi Natale che si sono dati appuntamento alla mattina di domenica 18 dicembre in Prato della Valle, confermando la validità dell'iniziativa. Seconda edizione, già una soddisfazione averla potuta riprendere e ripresentare. Tutte queste manifestazioni hanno bisogno di entrare nell'immaginario collettivo. Siamo sicuri che continuando potrà anche esplodere, come è già successo per esempio a Vicenza e a Belluno. Sono contento di questa edizione per la collaborazione con l'amministrazione comunale, con l'assessorato allo sport che ci aiuta, con i partner sponsor e soprattutto per la possibilità di offrire tutto il ricavato in beneficenza. Quest'anno Città della Speranza, l'anno scorso le società sportive danneggiate dall'alluvione, quindi ancora una volta sposiamo sport con sociale e solidarietà. Grande soddisfazione, la partecipazione anche quest'anno numerosa, tanti bambini, tante famiglie, questo è il nostro obiettivo. Un ultimo evento CONI per chiudere in bellezza un anno prestigioso dal punto di vista sportivo. È l'ultima fatica dell'anno, ma che premette già quelle nuove del prossimo anno, perché nonostante le difficoltà della società tutta, ma del mondo dello sport in particolare, il CONI, come il Calabrone, che dovrebbe non volare secondo le leggi dell'aerodinamica, ma vola, anche lo sport volerà alto in base ai suoi ideali e ai suoi volontari. Comune di Padova Servizi Sportivi e CONI Comitato Provinciale di Padova hanno messo a punto un'organizzazione perfetta che ha fatto sì che la camminata di 2 chilometri e la corsetta di 5, nella quale era d'obbligo partecipare tutti vestiti di rosso, con tutto il costume da Babbo Natale o col solo cappellino, potessero essere effettuate nel migliore dei modi, visto lo scopo benefico della manifestazione. Infatti, l'intero ricavato delle iscrizioni è stato devoluto alla Fondazione Città della Speranza, che in questi giorni ha celebrato la fine dei lavori della Torre della Ricerca. Questa è una manifestazione che colora le strade del centro cittadino a partire dal Prato della Valle e che vuole anche simboleggiare un po' la collaborazione che durante tutto l'anno accompagna l'attività dell'assessorato allo sport e del CONI di Padova, una collaborazione che vogliamo rinforzare e festeggiare tutti insieme con questa corsa ideata proprio dal CONI dei Babbi Natale, che è la seconda edizione e che speriamo possa vederne tante altre in futuro. Alle ore 11 la partenza della camminata e della corsa è avvenuta con 2 percorsi distinti, preceduti dalle moto della Federazione Motociclistica Italiana. Sì, una rappresentanza del settore motociclistico a questa manifestazione così benefica e interessante, per essere anche noi presenti e far vedere l'uso del motociclo sia dall'uso cittadino di tutti i giorni che quello naturalmente anche così domenicale, sportivo, eccetera. I Babbi Natale sono transitati per il centro storico, terminando il proprio percorso sotto l'albero di Natale di fronte al comune di Padova, dove erano attesi da una grande slitta e dagli alpini della sezione ANA di Padova, che nel frattempo avevano preparato cioccolata, tè e vin brûlé, nonché panettone per tutti. Sono 30 anni che corro. Questa manifestazione è stata bellissima e interessante. Molta gente, molto sentita. Ma certamente il CONI Padova ha colto questa occasione di radunare i Babbi Natali, che abbiamo tanti e che aiutano lo sport, che sono volontari, che un anno si sacrificano e che quindi hanno un momento di gioia, e la gioia grande è la fine dell'anno, quando arriva il Babbo Natale, ma quando è la festa più importante per l'Italia, di tutti, ma specialmente sportiva. L'ultima parola all'organizzazione CONI. Bene, sono molto soddisfatto come rappresentante del mondo dello sport padovano di questa seconda edizione di Corri
con Babbo Natale. Ancora una volta abbiamo messo insieme la società civile e il mondo dello sport, accoppiata vincente che ancora una volta si è unita per aiutare, per solidarietà nei confronti della città della Speranza. Siamo vicini a Natale, approfitto per fare i migliori auguri di buon Natale, buone feste, buon anno 2012 a tutto il mondo dello sport e a tutta Padova città. Buon Natale a tutti gli sportivi!